Nuovo comitato organizzatore, nuovo percorso per l'edizione 2014 della Treviso Marathon che attraverserà la Marca il 2 marzo prossimo, 11ª edizione diventata 1.1 proprio a segnare il cambiamento ed il rinnovamento a cominciare dalla partenza non più da Vittorio Veneto ma da Conegliano, una decisione presa soprattutto per ragioni tecniche dal nuovo presidente del comitato organizzatore Lodovico Giustiniani, imprenditore e presidente di Confagricoltura Treviso che ha preso il posto di Federico Zoppas. Per arrivare da Vittorio Veneto a Treviso c'erano tantissimi rettilini. Dopo 10 anni si è sentita anche un'esigenza proprio da parte degli atleti, cioè di offrire agli atleti qualcosa di diverso anche da un punto di vista tecnico. Ecco il nuovo tracciato della maratona illustrato dall'ex campione Migidio Bourifa che ha percorso gli oltre 42 chilometri dalla città del Cima fino a Treviso attraverso colli e borghi della campagna trevigiana e così gli atleti passeranno per Santa Lucia, Susegana, Nervesa, Arcade, Povegliano, Villorba per poi arrivare nel capoluogo della Marca. L'ultima parte è molto tecnica perché si entrerà nel centro storico di Treviso dove gli atleti si dovranno divulgare tra curve e controcurve, ma questo è il bello di Treviso che porterà finalmente all'arrivo con un sorriso sulla bocca. Il nuovo traguardo sarà in Viale Burchiellati dopo 2 chilometri di percorso cittadino che porterà i maratoneti anche in Calmaggiore, Piazza dei Signori, Piazza dell'Università, toccando i luoghi più suggestivi del centro storico. Tra gli enti che sostengono la maratona anche la provincia di Treviso. È una manifestazione che anche in un momento di crisi come questo momento non possiamo non risostenerla perché riteniamo che sia importante anche sotto l'aspetto appunto della fiducia che un territorio deve avere nello sport e in quegli indicatori. La nuova Treviso Marathon sarà anche più digitalizzata e al passo con i tempi con la possibilità di seguire tutte le novità in internet e sui social network.